Fedriga propone al governo di istituire 6 tavoli dedicati agli altrettanti settori individuati dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. Le regioni vogliono essere protagoniste nel decidere dove destinare i fondi europei. Si è discusso del futuro del paese e degli impegni del gruppo Daniele negli investimenti green. All'incontro organizzato dal Piccolo Contop 500, Benedetti chiede a Draghi semplificazioni. L'Associazione dei commercianti di Pordenone lancia l'iniziativa per il 1° maggio con i negozi aperti, il modo migliore di festeggiare secondo il presidente Marchiori. I suoi video spopolano su TikTok, per questo il social network cinese ha scelto una giovane friulana come testimonial, Rebecca Paviola, che racconta un filmato di 15 secondi richiede ore e ore di lavoro. Il gioiellino dell'Udinese Brav non potrà giocare con la Juventus domenica dopo il gol contro Benevento. L'olandesino ha subito un infortunio al ginocchio in allenamento, domani gli accertamenti. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Le regioni vogliono avere un ruolo da protagoniste per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che è stato oggi al centro di un doppio vertice tra il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga con il governo e Unioncamere. Fedriga in particolare ha proposto l'istituzione di 6 tavoli dedicati agli altrettanti settori individuati dal PNRR. Vediamo il servizio. La richiesta è di istituire 6 tavoli dedicati ai 6 settori individuati dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza. La proposta è stata avanzata al governo dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga durante la riunione plenaria per fare il punto su come si dovranno usare i 248 miliardi di euro che arriveranno dall'Unione Europea. I 6 focus sono digitalizzazione, innovazione e competitività, rivoluzione verde e transizione ecologica, salute, infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazione, ricerca e cultura e infine equità sociale di genere e territoriale. Fedriga ha espresso apprezzamento per l'attenzione che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha evidenziato nel suo intervento alle Camere al fondamentale ruolo che le regioni e le autonomie locali dovranno svolgere per l'attuazione del piano e per le necessarie sinergie da attivare sui territori per massimizzarne l'efficacia. Una sensibilità che riconosciamo e rispetto alla quale confermiamo al Governo la nostra massima collaborazione, sottolineando la necessità di procedere in tempi rapidi ad un approfondito confronto complessivo e settoriale con il Governo per condividere gli obiettivi e declinazioni delle priorità contenute del PNRR. Le regioni chiedono quindi una nuova fase dove possano essere protagoniste per la parte di propria competenza. I 6 tavoli avranno il compito di approfondire le tattiche di competenza. Al momento la proposta è stata definita ragionevole dai ministri Maria Stella Gelmini con delega ai rapporti con le regioni e Daniele Franco con delega all'economia. In altra riunione con Unioncamere, Fedriga ha sottolineato come il PNRR potrebbe essere una base concreta per ripartire dopo la pandemia attraverso una programmazione con i territori, il dialogo tra le istituzioni e le forze economiche e sociali. L'obiettivo è quello di creare momenti di confronto più concreti tra Unioncamere e Conferenza delle Regioni. E intanto in Regione si continua a discutere di coprifuoco a pochi giorni dal ritorno in zona gialla e dalla ripartenza delle attività rimaste a lungo chiuse. Non possiamo fare le cenerentole che scappano da ristoranti e cinema per essere a casa alle 22. Così il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo, molto perplesso sul coprifuoco. Anche di questo parlerà domani a Roma con il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti. È necessario trovare il giusto equilibrio tra l'attenzione all'emergenza sanitaria e quella per settori della nostra economia che sono letteralmente a pezzi. Questo è il concetto che il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine e di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, Giovanni D'Apozzo, esprimerà al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che incontrerà domani a Roma. D'Apozzo contesta il coprifuoco e si augura che a metà maggio l'orario venga rivisto. Al di là che alle 22 non mi sembra che nei nostri paesi, nelle città, ci sia grande afflusso come non lo è alle 23 e nemmeno alle 21. Mi sembrano così dei criteri con scarso valore scientifico, infatti non sono stati neanche avvalorati dal CTS, sono delle forme fortemente propagandistiche
perché vedo che se vogliamo vedere l'affluenza, c'è molta più affluenza nelle ore a mezzogiorno, alle 2, alle 3 del pomeriggio che non la sera. Io mi auguro che col 15 maggio, in base anche all'accordo che abbiamo letto sui giornali, venga rivisto, ma non è solo il problema delle 22, perché se uno va in ristorante o va al cinema, cosa giochiamo a Cenerentola che deve scappare alle 22, se no chissà cosa gli succede. Io domani come Confcommercio Nazionale ho un incontro direttamente a Roma con il ministro Giorgetti e gli rimarcherò, anche se i temi dell'incontro sono altri, la necessità di avere attenzione alla tutela sanitaria, ovvio, questo mi sembra ovvio, ma che soprattutto certe filiere economiche sono completamente allo stremo, come anche quella del mondo della cultura. Coprifuoco da abolire anche per il presidente di Ascom Pordenone Marchiori, che poi parla del 1° maggio. La vera festa del lavoro quest'anno, dice, va celebrata lavorando. Il modo migliore per celebrare la festa del lavoro quest'anno è quello di lavorare. Ne è convinta l'Associazione dei Commercianti di Pordenone, che ha lanciato un'iniziativa, anche attraverso Federmoda e FIVA Ambulanti, per tenere aperto il 1° maggio, un modo per sottolineare l'importanza del lavoro ai tempi della pandemia. La festa del lavoro l'abbiamo fatta durante il lockdown, cioè purtroppo siamo rimasti chiusi, non un giorno ma tanti giorni, e quindi quest'anno il giorno del 1° maggio diventa un giorno emblematico come giorno lavorativo per mantenere i posti di lavoro, e sono convinto che i sindacati non la vedranno diversamente da noi, perché abbiamo sempre remato entrambi dalla stessa parte. Ad aderire sono stati i negozi di Pordenone e Spilimbergo, dove saranno attivi anche i mercati cittadini, ma altri si stanno attrezzando per tenere alzate le serrande, non solo nella grande distribuzione. Marchiori, che si è rivolto anche al presidente Fedriga per diminuire le restrizioni per bar e ristoranti, tuona contro il coprifuoco, spada di Damocle soprattutto per il turismo. Spostare il coprifuoco di un'ora è un ulteriore presa in giro, non cambia nulla. Il coprifuoco va a nostro modo di vedere eliminato o quantomeno messo solo nelle ore notturne. E adesso riprendiamo a parlare di ripartenza con la chiusura al traffico di Via Poscolle e Largo Pecile. Venerdì alle 18 ripartirà nel capoluogo friulano l'iniziativa Udine sotto le stelle. Se questo fine settimana il perimetro sarà circoscritto a solo 2 zone, le strade coinvolte dalle chiusure si allargheranno nei prossimi fine settimana. Il Comune infatti è intenzionato ad accogliere nuove adesioni e nuove proposte pur di permettere ai bar e ai ristoranti privi di spazi esterni di lavorare nel rispetto delle norme anti-Covid. Il prossimo weekend sarà un test sulla base del quale definire eventuali correttivi da valutare assieme alle forze dell'ordine. Oltre a voler dare un aiuto importante alle attività economiche, come ha spiegato a Telefriuli l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani, l'obiettivo dell'amministrazione è garantire maggiori spazi per aumentare i distanziamenti e ridurre al minimo le occasioni di assembramento. Per ogni esercizio, ha precisato Ciani, sarà stabilito il numero di tavolini da allestire e il numero massimo dei clienti da servire al tavolo. E dopo 2 giornate contraddistinte da condizioni meteo non proprio primaverili, oggi finalmente il sole, e così è successo che i tavolini all'aperto si sono riempiti. Così è andata ad esempio a Pordenone. Vediamo. Temperature quasi estive, cielo azzurro e tanta voglia di stare in compagnia. E i tavolini di bar e ristoranti sono veramente pieni oggi a Pordenone. Abbiamo inaugurato oggi la degusteria, che era chiusa ormai da 4 mesi. C'è una gran voglia di uscire. Speriamo che sia di buon auspicio per una ripartenza di lavoro, insomma. E con il sole di oggi certamente è un altro effetto. È un regalo, questo è un regalo veramente bello e buono. Come si guarda al futuro? Con un po' di più fiducia da oggi? Beh, io spero che il fondo l'abbiamo toccato e che adesso possiamo solo migliorare. E così c'è chi ha potuto festeggiare il compleanno con le amiche al tavolino del ristorante. Da Dio, veramente, non vedevamo l'ora di fare 4 chiacchiere in libertà, senz'altro.
E poi l'anno scorso l'abbiamo saltato, quest'anno non si può, basta. E anche la sera c'è chi sfida il fresco pur di cenare fuori. Ieri sera abbiamo avuto dei clienti molto temerari perché comunque hanno mangiato nonostante che c'erano 14 gradi fuori. Intanto, altro bel segnale, fioccano le prenotazioni per i prossimi giorni. E c'è invece ancora chi è in difficoltà e in attesa di date certe. Il 1° maggio, festa dei lavoratori, i titolari di palestre e i collaboratori sportivi scenderanno in piazza a Trieste dalle 10 per chiedere la riapertura immediata dei centri. Allora adesso sentiamo un estratto dell'intervista a Roberto Bolelli, il delegato regionale fitness, che poi vi proporremo integralmente durante la puntata di questa sera di Screenshot alle 19:45. Sono centinaia di milioni di euro che in Friuli Venezia Giulia sono venuti a mancare in termini di incasso nel settore fitness, ma la cosa peggiore è l'accumulo di debiti che ogni giorno, ogni minuto che passa si sta creando. Ecco, il 1° maggio, giorno dei lavoratori, noi vogliamo ritornare in piazza e lo faremo sicuramente a Trieste, in piazza Sant'Antonio, a cominciare dalle ore 10 in poi, per riaffermare i nostri diritti di lavoratori che hanno una loro dignità. E questa dignità in questo momento non ci è riconosciuta e questo è male, perché anche organizzazioni sovranazionali come l'Organizzazione Mondiale per la Sanità riconosce nel settore fitness, nel settore benessere, uno dei cardini più importanti per il mantenimento della salute pubblica, cosa che ad adesso il nostro governo non ci ha riconosciuto, e per questo motivo noi saremo in piazza. Sono 8.296 nuclei familiari del Friuli Venezia Giulia che a marzo 2021 hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, per un totale di 14.523 persone coinvolte. L'importo ammonta in media a 446 euro. Sono i dati diffusi dall'osservatorio INPS sul reddito di cittadinanza e di emergenza relativi alla nostra regione. I dati di oggi sull'andamento del contagio da coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono da ritenersi parziali per quanto riguarda il numero di tamponi eseguiti e di nuovi positivi a seguito di un blocco del sistema informativo sanitario. I dati in nostro possesso ci dicono che su 4.303 test molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi, 2,37% il tasso di positività, su 587 test rapidi antigenici, 10 invece i nuovi casi, l'1,7%. I decessi sono in tutto 6, stabili a 32 i ricoveri nelle terapie intensive, si riducono quelli in altri reparti. E adesso sentiamo le parole del direttore della struttura di Asugi, dove vengono analizzate le varianti del Covid. Al momento in regione è presente solo la variante inglese. L'appello resta comunque quello ad usare prudenza nonostante la riduzione delle restrizioni con il passaggio in zona gialla. Sentiamo l'esperto. Il virus muta e cambia, le aperture di lunedì non devono far abbassare la guardia. Chi studia il Covid continua a chiedere prudenza, nonostante in Friuli Venezia Giulia al momento l'unica variante presente sia quella inglese, aggressiva, ma che si può combattere tramite vaccini. Il 95% delle sequenze effettuate su un campione casuale di positivi risultano essere variante inglese. Non ci sono altre varianti, mutazioni ce n'è, perché è un virus estremamente variabile, quindi mutazioni sono all'ordine del giorno. Non ci sono variabili codificate come varianti di preoccupazione, variants of concern, o varianti di interesse, di attenzionamento. Ci deve essere preoccupazione proprio adesso che la situazione sta migliorando, i ricoveri stanno calando, con il caldo si spera che comunque questa situazione come l'anno scorso ci consenta di vivere un'estate in tranquillità. I temi della questione sono due. Da un lato stiamo uscendo da un periodo di lockdown, quindi da un periodo di contenimento della trasmissione. Quindi gli effetti positivi che noi vediamo oggi, la diminuzione dei casi, la diminuzione anche dei ricoveri eccetera, sono legati a una stretta che c'è stata nella possibilità di trasmissione. La riapertura che si sta osservando adesso potrebbe comportare anche un incremento, dipende dal comportamento dei soggetti, se è un comportamento responsabile o se
si abbandonano tutte le misure di sicurezza. Importante novità per gli anziani delle case di riposo. Da domani all'Umberto I e a Casa Serena di Pordenone i parenti potranno di nuovo stringere la mano e accarezzare i nonni. Singolare il nome dell'iniziativa, Balconcini Fioriti. Dopo mesi di isolamento forzato per gli ospiti delle case di riposo si apre uno spiraglio, un nuovo contatto, stavolta fisico, con i parenti ora è possibile. Dalla mattina di giovedì 29 aprile all'ASP Umberto I e a Casa Serena di Pordenone, le prime strutture in regione a vaccinare gli ospiti, i familiari potranno tenere di nuovo per mano e accarezzare i loro nonni, anche se non abbracciarli, per mantenere la distanza di almeno 1 metro da naso e bocca. Saranno posizionate 2 sedute con balconcini in legno pieni di fiori. Il tutto grazie all'iniziativa Balconcini Fioriti, ideata dal presidente dell'ASP Antonino Di Pietro e dal direttore Giovanni Di Prima, che per mesi ci hanno lavorato, ottenendo ora il via libera dall'azienda sanitaria. Come spiega il direttore, solo pochissime visite sono state permesse all'interno delle strutture e sempre in relazione a percorsi di fine vita, e dopo oltre 1 anno dall'avvio di tali limitazioni, la situazione psicologica di molti anziani è allarmante. Stringenti però le regole di accesso. Oltre agli anziani dovranno essere vaccinati anche i visitatori e dovranno essere comunque mantenute tutte le norme di sicurezza come mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento di 1 metro. Per il direttore questa è una svolta in quanto la relazione è un pilastro nei contesti di cure e questo progetto vuole essere una rifioritura verso la vita e uno spot per la vaccinazione. Dal Premier Draghi ci aspettiamo soprattutto semplificazioni. Lo ha detto il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, che è stato tra i protagonisti dell'incontro organizzato da Il Piccolo con Top 500 a Trieste. Durante il dibattito moderato dal giornalista Paolo Possamai si è discusso del futuro del Paese e anche degli impegni del gruppo Daniele negli investimenti green. La pandemia avrà senz'altro un ritorno nella spinta, ovviamente, ma Bono, quando parlava di fantasia, intendeva dire probabilmente creatività idea, che è l'intraprendere, perché poi l'intraprendere è un'idea. Ma avere l'idea significa avere anche la voglia di sacrificio, perché senza sacrificio non si persegue un obiettivo. Bisogna avere un po' di fortuna, ok? E l'ambiente che sia amico dell'intraprendere. Oggi l'Italia, lo vediamo dai fatti, è un ambiente che non è per nulla amico dell'intraprendere. Si parla, si discute e speriamo che sia la volta buona con Draghi, che la burocrazia sia semplificata, che la scuola migliori. Ma credo, senza far tanti giri di parole, che il miglioramento più grande sarebbe che nella pubblica amministrazione, come nella scuola, si tenesse conto del merito e non dell'anzianità. Top 500, oggi si è parlato anche di ambiente e del futuro acciaierie più piccole e sostenibili. La sfida è già lanciata e Daniele è già in prima fila. Sì, l'abbiamo lanciata, è un po' insita nel nostro prodotto e sarà il cavallo di battaglia o la punta di lancia dei prossimi anni del prodotto Danieli. In questo senso quanta fiducia c'è anche nel PRNN che il Premier Mario Draghi ha presentato in questi giorni? Dobbiamo ancora capirlo bene questo, e comunque le prospettive ci sono, senz'altro. Gli investimenti vanno fatti perché sono produttivi, poi se ci sono degli aiuti e dei supporti lo diventano ancora di più. Civibank tornerà a distribuire i dividendi ai soci a partire dal prossimo anno, lo ha anticipato la Presidente dell'Istituto di Credito, Michela Del Piero, in un'intervista a Telefriuli. Alla vigilia di un importante aumento di capitale, ha detto Del Piero, la banca sta registrando risultati molto positivi. Quando al netto delle vicende e delle normative Covid tornerete a distribuire un dividendo ai vostri circa 16.000 soci? Molto presto. Il nostro piano pluriennale prevede che già dal prossimo anno
potremo distribuire un dividendo. Quest'anno abbiamo avuto un ottimo risultato, teoricamente sarebbe stato distribuibile, al di là del fatto che in ogni caso siamo in una fase di aumento di capitale sociale, per cui è evidente che siamo molto attenti alla patrimonializzazione, ma comunque c'è il suggerimento molto forte da parte di Banca d'Italia in questa fase di pandemia di non distribuire ma di mantenere assolutamente tutte le risorse in banca per affrontare qualsiasi periodo e qualsiasi incognita, insomma, di cui ancora oggi non si conoscono bene tutti gli esiti, per cui quest'anno comunque non si sarebbe potuto fare una scelta di questo tipo. Auspichiamo che il prossimo anno possiamo assolutamente ripartire con la buona abitudine che aveva sempre la banca di distribuire i dividendi ai soci. Ci attende una 2 giorni di manifestazioni di piazza, giovedì sarà il turno dei tassisti, venerdì sarà invece la volta dei lavoratori agricoli. In Friuli Venezia Giulia si prospettano 2 giornate all'insegna delle manifestazioni di protesta di altrettanti comparti produttivi. Si comincia domani con la mobilitazione nazionale dei tassisti, decisi a sostenere con forza le richieste d'aiuto economico avanzate al governo da Confartigianato Taxi, assieme alle principali sigle della categoria. In Friuli Venezia Giulia le imprese artigiane sono 375 e occupano 392 addetti. Nell'anno della pandemia hanno visto contrarsi il fatturato con punte anche dell'80%, perdendo ognuna mediamente 30.000 euro di giro d'affari. A livello nazionale le richieste riguardano l'istituzione di un fondo di 800 milioni di euro per il 2021, dell'eco bonus per l'acquisto di vetture elettriche, la sospensione e la proroga di mutui, leasing e finanziamenti, la semplificazione da parte dei comuni per l'uso dei voucher taxi e la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti. Venerdì a incrociare le braccia saranno i lavoratori agricoli e florovivaisti di tutta Italia contro gli ultimi provvedimenti legislativi e le disuguaglianze contenute nel decreto sostegni. FAI CISL, FLAI CGL, WIL a WIL hanno organizzato manifestazioni sit-in davanti alle prefetture in ogni regione. In Friuli Venezia Giulia i rispettivi segretari regionali dei sindacati Sacilotto, Zanotto e Guerra ricordano che gli oltre 16.000 lavoratori stagionali agricoli sono stati dimenticati anche dal governo Draghi, discriminati ed esclusi dal diritto di ricevere un minimo sostegno al reddito per le giornate non lavorate causa la pandemia. Le proteste e i presidi del 10 aprile scorso davanti alle prefetture di tutta Italia non hanno conseguito alcun risultato e neppure le rassicurazioni ricevute nell'incontro con il ministro Patuanelli hanno avuto un seguito positivo. 7 terroristi, tra cui appartenenti a Brigate Rosse, nuclei armati contro potere territoriale ed un ex militante di lotta continua, sono stati arrestati questa mattina in Francia, mentre altri 3 sono in fuga. Tra i ricercati c'è anche Luigi Bergamin, considerato l'ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, il capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno del 1978. Proprio questa mattina la difesa di Luigi Bergamin ha presentato un'istanza ai giudici di Milano per chiedere la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena di 16 anni e 11 mesi per l'omicidio Santoro. A decidere sulla questione sarà la Corte d'Assise che ha fissato l'udienza per il 10 maggio. La cronaca: è arrestato un uomo di 47 anni responsabile di una truffa informatica in cui è finita una ditta con sede nella provincia isontina. Scoperto un caso di frode informatica perpetrata con la tecnica del cosiddetto Man in the Middle. È un moderno attacco informatico nel quale il cybertruffatore si sovrappone a 2 interlocutori, assumendo l'identità di uno di loro. Così osserva, intercetta e modifica il contenuto della corrispondenza, lo scopo di sostituirsi fraudolentemente nei rapporti commerciali tra aziende spiate, in modo da indurle a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di debito-credito su conti correnti appositamente creati. È indagando su questa pericolosa cyber intrusione che la Polizia Postale di Gorizia, Genova, ha arrestato per riciclaggio un cittadino italiano di 47 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia presentata da un'azienda del settore agricolo della provincia isontina che si era rivolta alla Polizia Postale dopo essere stata vittima di una frode informatica, raggiro tramite il quale era avvenuto il dirottamento di un bonifico disposto per il pagamento di una fattura per un importo di circa 60.000 euro.
Ipotesi di creazione di discarica abusiva e inquinamento ambientale, queste le motivazioni che hanno portato in questi giorni alla posizione dei sigilli in un'area di 650 metri quadrati nell'area della conca di Bevazzana Latisana. A procedere la Guardia Costiera dell'Ufficio di Lignano, che ha rinvenuto rifiuti speciali non pericolosi e camion non funzionanti. Il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo. Si tratta di un'area del demanio idrico regionale data in gestione al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. L'ente sta collaborando con gli uffici della Capitaneria, ponendosi come obiettivo il celere dissequestro dell'area e la sua restituzione agli usi istituzionali. Da parte del Consorzio c'è la massima fiducia che si giungerà a breve ad una soluzione. I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per il Friuli Venezia Giulia hanno accertato l'evasione dell'imposta unica da parte di un'associazione sportiva dilettantistica che, anziché promuovere attività sportive, offriva la possibilità di giocare illegalmente alle slot machine attraverso l'utilizzo di 5 personal computer collegati via internet su piattaforme estere al di fuori della rete statale di gioco legale. All'associazione è stato notificato un avviso d'accertamento pari a circa 450.000 euro per evasione dell'imposta unica, ai quali vanno aggiunti oltre 530.000 euro per sanzioni e gli interessi di legge, per un totale complessivo superiore al 1 milione di euro. E il questore di Pordenone ha disposto l'allontanamento dall'Italia per un rumeno di 44 anni che aveva commesso una serie di reati sul territorio, tra cui anche una rapina. L'uomo recentemente è stato fermato 2 volte in città per ubriachezza e per una lite in piazza Risorgimento. I suoi video spopolano su TikTok, così il social network cinese ha premiato una ragazza friulana scegliendola come testimonial per la sua nuova campagna pubblicitaria in Italia. Dietro a un filmato di soli 15 secondi si nascondono ore e giorni di preparazione e studio. I video realizzati dalla giovane udinese Rebecca Paviola stanno spopolando su TikTok e tra condivisioni e visualizzazioni ha raggiunto ormai milioni di persone, tanto da essere stata scelta dal social network cinese come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria lanciata a livello nazionale sulla rete e in TV. A 25 anni si è laureata a Udine in Scienze Tecniche del Turismo Culturale e sogna di diventare una digital e social media marketer. La svolta è avvenuta con un filmato realizzato in Val d'Orcia. Volevo a tutti i costi realizzare un video nel campo della famosa scena finale del Gladiatore. È piaciuto talmente tanto che mi è stato chiesto di partecipare alla campagna di TikTok Italia. Il profilo della TikToker friulana, aperto a dicembre 2019, è esploso durante il lockdown del 2020. Ora è a tutti gli effetti una travel content creator, ovvero realizza contenuti per hotel e brand in Italia e nel resto del mondo. In un video, così come in una foto, sono veramente i piccoli dettagli che fanno la differenza. La chiave per far funzionare il proprio profilo è essere sempre originali. Guardare sempre quello che fanno gli altri, trarre ispirazione, ma far vedere sempre le cose dal proprio punto di vista. Tra pochissimo vi ricordo l'appuntamento con Sport FVG a partire con le ultime da casa udinese con la tegola caduta sulla squadra. Si tratta dell'infortunio al talentino olandese Braaf. Queste e altre notizie a Sport FVG tra pochissimo e poi subito dopo puntuale l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.